Buongiorno a Leandro Maggi, beccato al volo a Alessio Tropella. Chi è Alessio Tropella? Innanzitutto è un amico, un grande musicista della città della musica che è Taglio di Po. Oggi siamo qua, dopo magari vi spiego anche il suo curriculum, che è un curriculum abbastanza importante e impegnativo. Ma lui ha fatto un album, anzi sta preparando un album, è venuto fuori con un singolo. Come si chiama questo singolo? Il singolo si chiama Un Amaro. Allora, io l'ho ascoltato, fra poco sarà anche possibile acquistarlo o meno, ma è una musica, tu sei giovane, però io che sono appassionato della fusion, poco tempo fa avevo intervistato anche Aldo Tagliapietra, ci sono molte sonorità degli anni 70-80, Banco del Mutuo, PFM, eccetera. Come mai? Beh, io sono sempre stato appassionato, insomma, poi il mio trascorso, diciamo, musicale un po' lo dice, appunto sì, avendo suonato con le Orme, con i New Trolls, un po' mi hanno influenzato a suonare con loro, ma anche già dal mio trascorso prima, insomma, sono sempre stato un appassionato. Poi citiamo anche ovviamente i vecchi di Purple e le Zeppelin, ho sempre ascoltato quel genere di musica, quindi inevitabilmente tutto questo si sente, ecco. Si sente molto. Adesso parlavo appunto del suo curriculum, è stato frontman delle Orme con dei Rossi, con il batterista dei Rossi, sei stato frontman dei New Trolls, quindi è veramente un palmarès importante, hai suonato con l'orchestra dei giovani di Muti, però hai alternato la musica classica al rock, partecipi anche a band importanti che fanno anche a rock duro, perché riesci a spaziare su tutti questi campi? Non lo so il perché, però è questa una mia caratteristica che mi è sempre piaciuta. Infatti per questo motivo sono alla fine approdato a questo genere che si chiama progressive, okay? Dove colloco la mia musica fondamentalmente perché è un insieme di più generi, okay? È una mescolanza, una contaminazione di jazz, rock, musica classica, sia contemporanea che barocca, e blues, ci può stare dentro di tutto, e questo è quello che mi fa stare bene, insomma ormai è diventato un po' il mio linguaggio, quindi anche se ovviamente non è un linguaggio da 2022 per certi versi, ma io ormai ho trovato insomma la mia strada e penso che percorrerò adesso quella lì. Rimanendo poi sul vintage, dicevi che il mio disco sarà fatto anche in vinile. C'è un ritorno al vinile come oggetto o come cosa? Il piacere del fruscio del disco, avere questo oggetto con una copertina importante, cos'è secondo te? Allora, il ritorno del vinile c'è ormai da tanti anni, già da una decina d'anni possiamo dire, e sì, è più per l'oggetto, lo direi insomma, perché tanti si comprano il disco, non hanno nemmeno il giradischi, per dirti, è proprio per avere la copertina, per toccarlo, per vedere dentro e per avere proprio il feticcio. Poi a livello di musica sicuramente gli può dare qualche in più, ma fino a un certo punto, perché comunque sai, una volta si registrava sul nastro, era tutto un processo analogico che adesso viene un po' saltato, nel senso che comunque si passa per il digitale, ci sono altre forme, quindi diciamo che a livello di suono non è la stessa roba di riviverlo come era una volta, ecco. Però il fatto di avere il tuo disco a casa, che te lo compri, è molto bello. Tu suoni da quando sei nato, io ti conosco da mo', anzi parlavo prima fuori onda, io ti ho sempre criticato perché non hai voluto andare all'estero oppure nelle grandi città, hai voluto rimanere qua e hai avuto ragione tu, perché poi i tuoi successi parlano per te. Ma cosa ti dà la musica? Cioè, è molto facile dirlo, la musica mi dà vita, però tu che lo fai per professione, oltre che per passione, cosa ti dà di valore aggiunto? Beh, diciamo che arrivato a dove sono arrivato adesso, insomma, prima era, sai, quando avevo 20 anni, insomma 15 anni, 20 anni, era proprio una cosa di condivisione anche molto, che adesso si vive un po' meno, però una volta il fatto di suonare era proprio il fatto di trovarsi con gli altri, anche adesso, per carità, ci mancherebbe, però quindi una cosa molto importante e che sicuramente tutti i musicisti sentono è quella proprio di condividere, di suonare con gli altri e quindi condividere questa esperienza, al di là poi della musica in sé. Poi pian pianino, perché io insomma ho sempre fatto anche cover così, però sono arrivato alla mia età a sentire questa esigenza di trasmettere anche qualcosa, e il mezzo è la musica ed è quella insomma che
è il mio linguaggio fondamentalmente, no? Penso sia la stessa cosa per un pittore, per uno scrittore, il fatto di riuscire a buttare fuori. C'è l'ultima domanda, tu che sei musicista anche tecnicamente molto avanti, cioè, tutti ti riconoscono una tecnica importante, cioè, uno si accontenta della sua tecnica oppure siete sempre alla ricerca di migliorare? Allora, io mi accontento della mia tecnica, ho studiato tantissimo, perché quando studiavo conservatorio, cioè studiavo 7-8 ore al giorno, quindi per dirti, però sono arrivato a un punto in cui ho trovato, appunto, come dicevo prima, il mio modo di fare musica, il mio suono, la mia tecnica, il mio linguaggio, e fondamentalmente non studio più. Il tempo che ho lo dedico per fare nuove composizioni, piuttosto per trovare determinati suoni. Mentre ho degli amici che magari loro studiano ancora tantissimo, ma perché magari loro hanno bisogno di, a parte che è una cosa anche interiore, no? Il fatto dello studio, io magari ho i miei bonsai o altre robe, ecco, loro invece trovano la loro intimità studiando, e anche per una necessità, se devi fare per esempio il turnista, cosa che io non sono, devi essere pronto ad essere in grado di fare tante cose. Io invece faccio la mia cosa e adesso ho trovato qual è, faccio solo quella, quindi non studio più. Grande Alessio, allora ricordiamo il tuo... È già disponibile sulle piattaforme online, quindi tipo Spotify, YouTube, è gratuito ovviamente, e poi fra un mese circa, adesso stasera vado da Michele Pezzolato a fare gli ultimi ritocchi, faremo uscire il video di questa canzone, e poi l'uscita dell'intero album è prevista per l'autunno, quindi sia in vinile, farò anche il CD e poi si troverà anche nelle piattaforme, insomma questo è ancora un po' da vedere, sto producendo tutto da solo, quindi un po' alla volta sto capendo un attimo come... Grande Alessio, mi fa piacere essere suo amico, proprio mi fa molto piacere. Grazie Leandro, ciao. Veramente fa piacere essere suo amico. Ha perso ai dadi ogni sua illusione per amor di distrazione.